Le giostre di nuovo in movimento, il profumo delle frittelle, i suoni delle attrazioni. Prato Fiera torna ad animarsi con le tradizionali fiere di San Luca inaugurate nel pomeriggio alla presenza di consiglieri comunali e rappresentanti della Giunta. La manifestazione di Treviso rappresenta il primo grande evento in Veneto per il mondo degli spettacoli viaggianti dopo oltre un anno e mezzo di stop a causa della pandemia. È stata una boccata d'aria veramente venire qui. Per fortuna torniamo a lavorare. Speriamo sia un segnale di ripartenza. Ingresso consentito solo con Green Pass, come indicato nella cartellonistica posta ai varchi, dove volontari della Protezione Civile controllano la certificazione, stampando sulla mano di chi accede agli spazi un timbro che potrà essere mostrato nei giorni successivi senza dover nuovamente esibire il pass. E per chi dovesse essere sprovvisto del certificato, la possibilità di sottoporsi ad un test rapido con esito in 15 minuti e immediato rilascio del Green Pass. Per evitare la formazione di code agli ingressi sono stati studiati i flussi di visitatori nei vari momenti della giornata per calibrare anche la presenza del personale incaricato ai controlli. È stato immaginato una struttura che, a seconda dell'esperienza che è maturata in questi anni per fasce orarie e per giornate, andrà ad ampliare il numero dei soggetti verificatori nelle ore di punta o nelle giornate di punta, in modo tale da smaltire il più velocemente possibile le code. Per i bimbi più piccoli questa sarà la prima volta alle giostre. Addirittura ci sono dei bambini, nonostante che 3 anni e mezzo, ma non hanno mai provato le giostre, perché in 2 anni di stallo non hanno mai avuto l'occasione di provare le giostre o mangiare lo zucchero filato. E da oggi alle fiere si torna alla normalità. La voglia di tornare alla normalità, anche semplicemente salendo su una giostra o mangiando dello zucchero filato, accomuna genitori, figli e chi da quasi 2 anni non ha potuto mettere in funzione le proprie attrazioni. Un po' di allegria dai per tutti, vediamo se riusciamo ad avere ancora il sorriso sulle labbra. È da quasi 2 anni che non ci veniamo, comunque i bambini sono sempre felici. Com'è ritornare alle fiere di San Luca? Bello, molto bello. Tante giostre e ci divertiremo un sacco. Da 2 anni che non veniamo qua e tanta emozione.